A Terni per Ternana Verona, Antonello Brughini. È un esame abbastanza complicato per la vice capolista, anche se i numeri e il pronostico sono tutti dalla parte del Verona, reduce da 3 vittorie consecutive contro Avellino, Spalle e Frosinone. Quello scaligero è il miglior attacco del campionato, ma la Ternana qui nel suo stadio, nello stadio Liberati, è imbattuta, ha già superato il Pisa e pareggiato contro Spezia e Bari. I rossoverdi umbri vengono da 4 pareggi di fila. Subito le formazioni, partiamo dalla Ternana, il 4-3-1-2 disegnato da Benito Carbone. Raffaele Di Gennaro è il portiere, Valiant, Meccariello, Contini e Germoni in difesa, Coppola, Palumbo e Defendi in mezzo al campo, Falletti è il trequartista, Lagumina e Avenatti sono i 2 attaccanti. Dall'altra parte, come detto, l'Hellas Verona 4-3-3, lo schema scelto da Fabio Pecchia. Nicolas è il portiere, Pisano, Bianchetti, Caracciolo e Supraiani in difesa, Fossati, Maresca e Bessa in centrocampo, Balotti, Sinigaldi e Pazzini formano il tridente offensivo. La direzione della partita è affidata a Francesco Paolo Saglia di Palermo, per lui 53esimo gettone in Serie B. A Terni è ancora estate, 26 gradi la temperatura. Studio Trapani 0, Cittadella 0, Terni. Dove c'è un calcio di rigore per il Verona proprio in questo istante, calcio di rigore ed espulsione del difensore centrale della Ternana Biagio Meccarielli. Dunque episodio clou, episodio chiave quando siamo esattamente alla mezz'ora del primo tempo. C'era stata la percussione sulla sinistra del laterale Suprayen, si è inserito appunto nei 16 metri avversari, è stato stretto in una morsa praticamente da 2 giocatori della Ternana. Poi il fallo, il presunto fallo da rigore di Meccariello, che è stato anche espulso. Dunque calcio di rigore in favore del Verona, c'è Giampaolo Pazzini già pronto sul dischetto. Dunque Pazzini contro Raffaele Di Gennaro, la porta è quella alla nostra destra, la curva è quella che ospita i tifosi rossoverdi della Ternana. Calcerà di destro il capitano dell'Hellas Verona, è quasi tutto pronto, l'arbitro fa rispettare naturalmente la distanza regolamentare tutta di fuori, la rincorsa di Pazzini, la conclusione e il gol. Dunque cambia il parziale allo stadio Liberati, siamo esattamente al 31esimo minuto, Ternana 0 Verona 1, la rete di Giampaolo Pazzini su calcio di rigore. Andiamo a Benevento. Attenzione del raddoppio del Verona al 36esimo minuto con Sinigaldi, dunque cambia ancora la situazione, Ternana 0 Verona 2, la rete di Sinigaldi. A te la linea Giovanni Scalamuzzino. Grazie ad Antonello Brughini. Si è messa dunque benissimo la partita per il Verona, siamo al 38esimo minuto e la squadra ospite allenata da Fabio Pecchia in vantaggio sulla Ternana per 2-0. Attenzione comunque all'attacco della formazione di casa con Avenatti, non riesce praticamente l'acrobazia del giocatore uruguaiano, pallone che termina lentamente tra le braccia dell'estremo difensore del Verona Nicolas. Dicevamo dunque il doppio vantaggio dell'Hellas Verona, ancora segno prima Giampaolo Pazzini su calcio di rigore, per lui quinto centro in campionato. Poi qualche istante fa, era esattamente il 36esimo minuto, il raddoppio firmato da Luca Sinigaldi, complice una leggera indecisione della difesa della Ternana in grandissima difficoltà, anche perché dalla mezz'ora è in 10 uomini per l'espulsione del difensore Biagio Meccariello, autore del fallo che poi ha provocato appunto il penalty, il fallo su Suprayen. Ancora Verona in possesso di palla, 38esimo minuto, Ternana 0 Verona 2. Ancora schiacciare nella c'è un altro calcio di rigore per il Verona, siamo esattamente al 41esimo minuto, c'è anche un cartellino giallo, dunque è più tardi per il tentativo di trasformazione. Scusa Cappella, ma a Terni è praticamente tutto pronto per il secondo calcio di rigore in favore della formazione Scaliger. Ancora naturalmente Giampaolo Pazzini sul pallone, il fischio del direttore di gara, il destro del capitano del Verona e la palla che va in rete, dunque dilaga la formazione del Verona. Siamo esattamente al 42esimo minuto, Ternana 0 Verona 3, ha segnato ancora una volta Pazzini su calcio di rigore. A te la linea. Netto vantaggio del Verona sulla Ternana per 3-0, Verona che dunque ha messo in cassaforte il risultato con un primo tempo di grandissima sostanza. La squadra di Fabio Pecchia insomma sembra aver già capito come ci si comporta in Serie B. Ternana nettamente inferiore, per di più in 10 uomini dalla mezz'ora del primo tempo per l'espulsione rosso diretto del difensore Biagio Meccariello. Al Ciro Vigorito manca un minuto. Scusa Carafa, ma c'è anche il finale dello stadio Liberati. Verona batte Ternana 3-0. A te la linea.